Buongiorno e ben ritrovati cari amici camminatori, pellegrini e viandanti. Allora oggi è martedì 8 aprile, così siamo tornati nel Bellunese in 3 settimane, la terza volta. 15 giorni fa siamo stati sul Zimonde Terme, che qui è la mia sinistra. La settimana scorsa, vedete i Monti del Sole alle mie spalle, siamo stati a Forcella per Alora e abbiamo risalito la Val Saliette, davvero impervia e con tante sorprese. E oggi così, tra le due escursioni delle settimane scorse, siamo saliti sul Monte Peron. E quindi quanto alti siamo, Fabio, oggi? Siamo quasi a quota 1500 metri. Sì, non siamo molto alti, però oggi fa un gran freddo, è ritornato il freddo. Purtroppo è coperto, non c'è un gran sole e fa un gran freddo. Di soddisfazione anche questa cima, vero? Bella di soddisfazione, proprio Panoramica sulla Val Belluna. E adesso facciamo le creste in direzione della chiesetta di San Giorgio e da lì vediamo se abbiamo il tempo, la voglia, l'energia per salire alla Pala Alta, 2000 metri, e così, gruppo della Schiara. E vabbè, non vi raccontiamo tutto, magari vi diciamo qualcosa questa sera come report di questa nostra escursione, delle escursioni delle settimane scorse qui nelle zone dei Monti del Sole, della Schiara, insomma della Val Belluna. Per ora vi salutiamo, seguiteci. E proseguiamo nel nostro percorso intanto oggi.
Eccoci cari amici camminatori, pellegrini e viandanti, siamo arrivati alla chiesetta di San Giorgio, abbiamo percorso le creste di San Giorgio, bellissime, molto aeree, panoramiche, un su e giù continuo, e da qui abbiamo deciso di non proseguire per la Pala Alta, ci andremo in un'altra occasione, adesso scenderemo. Così anche perché abbiamo ancora sulle gambe la fatica di qualche giorno fa quando siamo saliti alla Forcella di Peralora. Allora da queste prealpi bellunesi così vicine alla Schiara vi salutiamo e dai, continuate a seguirci. Ciao! Ciao a tutti, buon cammino di vita, ciao!